Avete scritto che un trasloco non è notizia, ma oggi, direttore, più che un trasloco è un segnale della presenza forte del quotidiano nel territorio agrigentino. Assolutamente, la presenza sul territorio è il valore aggiunto della testata. Siamo presenti ad Agrigento, così come a Gela, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Messina di nuovo dopo 30 anni e questo vuole essere un nuovo inizio, vuole essere un ribadire in maniera forte, plastica, evidente l'interesse che la testata di Catania, con molte virgolette, ha per la Sicilia tutta, Agrigento compresa. Agrigento non è una città qualsiasi, Agrigento appartiene ai siciliani tutti, è la città della Valle dei Templi, è la città che nel 2020 celebrerà i 2600 anni della fondazione di Agrias e il giornale La Sicilia vuole essere ben presente anche in questa occasione e questa è una maniera per ribadirlo una volta di più. Anche perché La Sicilia è un giornale che ha la sua storia, malgrado tutto, direttore. Allora, sono 74 anni di storia, abbiamo fatto un conteggio che sono circa 28.000 giorni e in un arco di tempo così lungo ci può essere qualche scivolone, qualche errore, ma io ho sempre detto dal 24 settembre a oggi, quando mi è stato chiesto e mi è stato chiesto tante volte, che si tratta di scivoloni, di errori e non di chissà che altro. Il giornale è un prodotto per definizione imperfetto, un refuso lo si ritrova anche tra le righe della Treccani, immaginiamoci su un quotidiano che è prodotto fatto in 7 ore, 8 ore, 10 ore, quelle che sono, quindi orgogliosamente ribadiamo che il nostro lavoro è sempre stato sotto gli occhi di tutti, giudicabile, può piacere, può non piacere, questo è legittimo, ma null'altro di più. Oggi in una bellissima sede. Oggi in una bella sede che è centrale come la precedente, è più luminosa e più adeguata ai tempi. Allora, il giornale La Sicilia è stato da sempre attento alle sue omelie, ai suoi interventi come quello dell'Immacolata, da giornale libero per Agrigento. Sì, ho visto che hanno sempre sottolineato qualche mio intervento, ma ho visto anche un giornale che segue la vita di questo territorio e quindi oggi la comunicazione è importante, no? Perché ci permette di avere in casa ciò che succede fuori, ma sentirci anche protagonisti di una storia. Quindi un giornale che sa guardare a 360 gradi e sa leggere i fatti e non falsare i fatti, ecco, sa leggere e comunicarli, credo che questo sia importante e necessario in un mondo come oggi diviso, fatto di parti, di frantumato e che alcune volte sembra che tolga la speranza. Agrigento ha bisogno di giornali come questo, soprattutto alle periferie abbandonate dove la gente non ha voce. C'è bisogno che qualcuno si faccia voce, ma proprio con la voglia di aiutare. Dopo una lunga gestione di Stelio Zaccaria, straordinaria gestione, è toccato a te guidare il giornale La Sicilia di Agrigento. È un'eredità difficile, pesante quella che ha lasciato Zaccaria, ma in ogni caso il giornale deve andare avanti e continueremo con il massimo impegno, come è sempre avvenuto in passato, e cercheremo di dare ai nostri lettori, ai nostri affezionati lettori, sempre il massimo. Un giornale senza riserve, io ho detto sempre. Un giornale libero, un giornale senza nessuna riserva, un giornale che dà voce a tutti, a tutta la città, e un giornale aperto alla città.